C'è attesa per un possibile scalo ad Aviano dell'aereo militare con a bordo civili, militari afghani in fuga dal proprio paese. Sarà solo una tappa del viaggio che li porterà poi negli Stati Uniti. La Guardia di Finanza di Pordenone, dopo 2 anni di lavoro, ha scoperto una frode fiscale milionaria con l'impiego di oltre 400 lavoratori irregolari nel Triveneto, indagate 5 società estrovestite e 7 rumeni. Operazione dei NAS in tutta Italia per verificare il rispetto delle regole del Green Pass, contestate 37 multe nel paese. In regione sanzionati 3 frequentatori di una palestra di Cervignano e il titolare. A 40 anni dall'ultima modifica, Terrazza Mare sarà riqualificata e ampliata. L'intervento da 8 milioni dovrebbe partire entro il 2023. Riparte dopo la pandemia il rally Alpi Orientali, tra auto storiche e moderne 165 gli equipaggi alla via che si sfideranno tra Cividale e le valli del Natisone, prove speciali senza pubblico. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. C'è attesa per un possibile scalo ad Aviano di un aereo militare con a bordo personale civile, soldati americani e cittadini afghani in fuga dal proprio paese sotto assedio. Sarà solo una tappa in attesa della ripartenza verso gli Stati Uniti. Potrebbe essere l'aeroporto di Aviano ad accogliere uno dei viaggi della Speranza, che è pronto a portare circa 600 persone dall'Afghanistan, ormai in mano ai talebani, verso gli Stati Uniti. Il volo, che accoglie personale militare e civile americano e afghani in fuga, dovrebbe fare scalo nella base avianese, dove è distanza il 31esimo Fighter Wing dell'aviazione statunitense, nelle prossime ore, massimo nel weekend. Sono diversi i C-17 partiti dal paese sotto assedio in questi giorni frenetici per riportare a casa gli statunitensi, ai quali si sono aggiunti molti residenti locali in cerca di salvezza. Si tratta di oltre 3.000 evacuati. Anche dall'Italia continuano i ponti aerei per portare via più persone possibili. Dal paese in mano ai talebani sono migliaia coloro che stanno provando a fuggire in ogni modo, ma purtroppo non c'è certo una via di fuga per tutti. Ventilata la possibilità di uno scalo ad Aviano, la lista civica Bene Comune ha invitato il sindaco di Pordenone a farsi portavoce, anche con i colleghi del Friuli Occidentale e le istituzioni, per dare un effettivo aiuto alla comunità afghana e organizzare un incontro con gli afghani presenti sul territorio per far sentire la loro voce e raccontare le loro esperienze. Intanto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto che la priorità assoluta è quella di trasferire la gente fuori dal paese. Ci aspettiamo che i talebani permettano il passaggio sicuro per tutti gli stranieri e gli afghani che vogliono lasciare il paese. Questo è il compito più urgente di oggi. Per il ministro degli esteri Luigi Di Maio dobbiamo fare del nostro meglio affinché i diritti fondamentali, in particolare di donne, delle ragazze e delle minoranze, non vengano annullati. Lo dobbiamo ai tanti che hanno sacrificato le loro vite e il nostro investimento collettivo sul futuro di questo paese. Non voltiamo le spalle all'Afghanistan, ha concluso il titolare della Farnesina. Dopo 2 anni di indagine, la Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una frode fiscale milionaria con l'impiego di un centinaio di lavoratori irregolari nel Triveneto. Indagate 5 società esterovestite e 7 rumeni che fornivano manodopera ad aziende italiane aggirando le norme tributarie. Oltre 400 lavoratori irregolari, redditi sottratti a tassazione per 5,3 milioni di euro, contributi e ritenute non versati per 3 milioni, 7 persone indagate e un sequestro per equivalente per 840 mila euro. Questi, in sintesi, i risultati dell'indagine Faber-Dacicus, durata quasi 2 anni, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pordenone. L'attività investigativa ha coinvolto 5 società rumene operanti nella fornitura di manodopera a terzi, già segnalate per operazioni sospette, in relazione ad ingenti transizioni di denaro contante, poi utilizzato per pagamenti fuori busta ai lavoratori. Le indagini delle Fiamme Gialle, su delega della Procura di Pordenone, hanno consentito di accertare per queste aziende, che non pagavano i tributi nemmeno in Romania, l'esterovestizione. Inoltre, centinaia di lavoratori gestiti dalle società, distaccati presso i cantieri e gli stabilimenti di aziende italiane attive nel settore della metalmeccanica del Triveneto, in particolare nelle province di Venezia, Treviso, Gorizia e Udine, venivano assunti con contratti di diritto rumeno, apparentemente con la previsione di salari lordi di poche centinaia
centinaia di euro, mentre in realtà gli stessi venivano retribuiti con paga oraria tra i 6 e i 9 euro, arrivando a percepire retribuzioni mensili tra i 1.400 e i 2.000 euro, corrisposti in nero. Contestato anche il caporalato. Insomma, quello ricostruito dai finanzieri pordenonesi, guidati dal comandante Stefano Comentucci, è un sistema di delocalizzazione illecita della manodopera che consentiva alle imprese utilizzatrici e committenti di acquisire forza lavoro formalmente regolare a prezzi molto vantaggiosi, con tanto di effetto dumping. Pertanto sono in corso ulteriori approfondimenti nei confronti delle società italiane che hanno utilizzato tale forza lavoro. La Procura di Pordenone ha richiesto e ottenuto dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di 840.000 euro, pari alle imposte evase, in parte già eseguito su disponibilità liquide dei 7 soggetti allo Stato indagati, tutti cittadini rumeni. E sull'operazione delle Fiamme Gialle interviene la Presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani. L'ottimo lavoro della Guardia di Finanza, ha detto, ha portato alla luce una piaga su cui si deve vigilare in modo particolare in un periodo delicato di transizione come questo, nel quale imprese e addetti sono stati sconvolti dalla crisi della pandemia e ora vivono un tumultuoso recupero, almeno in alcuni settori. Andrà approfondito il sistema ramificato, aggiunge Serracchiani, che ha permesso lo sfruttamento, la frode e la concorrenza sleale di chi traeva profitto da questo traffico di manodopera a danno di chi invece osserva le regole. 3 frequentatori di una palestra di Cervignano e il titolare della stessa sono stati sanzionati dai carabinieri del NAS di Udine per aver violato la normativa anti-Covid. Questo perché chi praticava attività fisica era senza Green Pass e il titolare non aveva verificato il possesso. Anche una palestra di Cervignano del Friuli è finita nel mirino dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine, impegnati in questi giorni di agosto nei controlli per verificare il rispetto del corretto utilizzo e del possesso del Green Pass nei luoghi chiusi dove è obbligatorio averlo con sé. All'interno degli spazi della palestra della cittadina della Bassa Friulana sono state trovate 3 persone che stavano svolgendo attività fisica senza certificazione verde. Sono state elevate sanzioni complessivamente per 1.600 euro nei confronti dei 3 frequentatori e del titolare. A oggi a livello nazionale sono state 37 le sanzioni contestate, delle quali 19 ai gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi, per non aver accertato il possesso della certificazione Covid, ammettendo clienti a consumare pietanze e bevande al tavolo all'interno dei locali o consentendone comunque un accesso senza verifica. 3/4 delle sanzioni rilevate nel corso dei controlli riguardano strutture di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, pizzerie, bar. La restante parte sono legate invece a monitoraggi in palestre, 24%, e sale gioco e scommesse, 11%. Queste operazioni di controllo che hanno riguardato, abbiamo detto, tutta Italia, sono state commentate dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha detto grazie ai carabinieri del NAS che ogni giorno lavorano per la tutela della salute e il rispetto delle regole. Sono ormai milioni i cittadini che utilizzano in modo corretto il Green Pass, uno strumento importante per contrastare la pandemia e al contempo mantenere aperte le attività economiche. Sono 113 oggi i casi di Covid rilevati in Friuli Venezia Giulia, a fronte di 6.613 tra test molecolari e rapidi. 4 riguardano migranti e 4 operatori delle aziende sanitarie e case di riposo. Una nuova positività poi riguarda una persona di rientro dalla Macedonia del Nord. Non si registrano decessi, scendono a 9 le persone in terapia intensiva Covid. Sono 28 ricoverati in altri reparti, salgono le persone in isolamento, che sono tuttora 904. Intanto tutta l'Italia resta in zona bianca e quanto risulta dalla bozza del monitoraggio settimanale, in Friuli Venezia Giulia, così come in altre 17 regioni e province autonome, il rischio è moderato, rischio che invece è basso solamente in Lombardia, Veneto e Lazio. L'RT a livello nazionale scende e l'incidenza è stabile a 74 casi ogni 100.000 abitanti. Nella nostra regione si attesta a 46, un dato più basso della media nazionale.
Scende ancora e si attesta a 1.1 l'RT a livello nazionale. La scorsa settimana era ad 1.27. L'ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane. L'Italia resta tutta in zona bianca. Il monitoraggio settimanale salverebbe la Sicilia, per il quale era stato ipotizzato un passaggio in giallo. Secondo la bozza del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, Lombardia, Veneto e Lazio sono classificate a rischio basso, le altre 18, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, a rischio moderato. Nessun territorio supera la soglia critica di occupazione di posti letto in terapia intensiva e area medica, anche se i tassi salgono. Resta sostanzialmente stabile l'incidenza dei contagi per 100.000 abitanti in Italia. Questa settimana è a 74 contro i 73 della settimana precedente. In Friuli Venezia Giulia l'incidenza è di 46,1 casi ogni 100.000 abitanti. La circolazione della variante Delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed è associata a un aumento del numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale. Secondo la bozza del monitoraggio ISS Ministero della Salute, una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. In programma per questa sera la riunione dell'Ordine dei Medici di Pordenone, che esaminerà i nominativi dei colleghi non vaccinati per poi comunicare loro la sospensione dal lavoro. Si svolgerà questa sera a partire dalle 20 il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Pordenone, che dovrà decidere sulle sospensioni a carico dei colleghi non vaccinati indicati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale. Sul tavolo dell'Ordine, guidato da Guido Lucchini, ci saranno 26 nominativi, ma per 14 di questi è già stata appurata l'avvenuta vaccinazione in altra regione. I sospesi che saranno ratificati verranno messi a conoscenza del provvedimento e saranno impossibilitati a svolgere la professione fino a fine anno o ad avvenuta vaccinazione. È il Consiglio che legge praticamente lo scritto che ci manda l'azienda, la disposizione. Noi non facciamo altro che traslare la comunicazione al medico. L'azienda li sospende, non l'ordine. Sia ben chiaro che nessun ordine sospende alcun medico o alcun operatore sanitario. Gli operatori sanitari, se vengono sospesi dall'ente per il quale loro prestano la loro opera. Rispetto al pugno duro dell'Ordine degli Infermieri, che ha depennato temporaneamente i colleghi dall'albo, per i medici ci sarà solo la sospensione dal lavoro. Ammontano a 60 milioni le opere da realizzare nel porto di Monfalcone per farlo diventare più competitivo, mantenendo posti di lavoro e sicurezza e consentendo alla crocieristica di essere un punto a favore senza intralciare le merci in transito. 60 milioni di investimenti per il porto di Monfalcone, quanto emersi in mattinata da un incontro tra i rappresentanti delle sigle sindacali, il segretario generale dell'autorità portuale e il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. Da parte dei sindacati è emerso un ottimo rapporto con l'autorità portuale. Secondo i rappresentanti, l'autorità ha dato risposte chiare e precise sul futuro dei lavoratori, sulla sicurezza sul lavoro, sulla quantità di merci che transiteranno nel porto di Monfalcone. La crocieristica poi non intralcerà affatto né la cantieristica né il lavoro esistente all'interno del porto, ma sarà parte integrante dell'offerta portuale. Il porto oggi ha circa 300 lavoratori e vogliamo che lavorino sempre di più e sempre di più in sicurezza e dall'altra parte la crocieristica potrà garantire, se diventassimo un home port, anche tutto un indotto importante di migliaia di posti di lavoro. Quello che diventerebbe veramente, assieme alla possibilità di avere la banchina più lunga che sta nel nostro piano regolatore, nella nostra variante localizzata che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esaminerà a settembre, diventerà veramente, darà la possibilità strutturale, con la sistemazione anche della ferrovia e con l'elettrificazione, di un porto moderno, di un altro livello. Oggi qualcuno ha detto durante la riunione: abbiamo chiuso un percorso di un porto e si è aperto un altro, è un libro nuovo. Ecco, io credo che la prospettiva sia questa e tutti convintamente oggi abbiamo dato dimostrazione di crederci. Partito accidentalmente da un materasso, un incendio ha danneggiato pesantemente un alloggio di Cormons la scorsa notte. Il fumo nero e denso della combustione ha invaso tutte le stanze, 3 i mezzi dei vigili del fuoco di Gorizia che sono intervenuti per domare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito, sono state fatte evacuare anche le persone che vivono negli alloggi vicini. Quello interessato dalle fiamme è inagibile per danni da fumo e
ad arredi e masserizie. E un vasto rogo di sterpaglie si è sviluppato ieri notte a Trieste partendo da Borgo San Sergio. Il fumo si è esteso fino ai Campi Elisi interessando 5.500 metri quadri di vegetazione. I pompieri sono intervenuti con 14 uomini da Mugge dalla sede centrale e le operazioni di spegnimento sono terminate alle 5 di questa mattina. Rischia di investire in auto dei ragazzi e dopo le imprecazioni di questi ultimi scende dall'auto e ne prende a botte uno ricoverato al Cattinara per un'emorragia cerebrale ed alcune fratture, denunciato dai carabinieri di Trieste un 22enne rumeno indagato anche per reati di lesioni gravi, minacce, percosse, denunciate anche un amico e due ragazze che erano in auto con il rumeno per non aver fatto nulla per bloccare il pestaggio, anzi per averlo favorito. L'episodio si è verificato lo scorso 30 luglio in via del Lazzaretto Vecchio, nel capoluogo giuliano. Ed è stato arrestato il quarto picchiatore che prese parte al violento pestaggio avvenuto la sera del 23 maggio scorso a Peschiera del Garda, vittima dell'aggressione 3 giovani, tra i quali uno originario di Pordenone, in seguito è rimasto ipovedente all'occhio destro a causa di una frattura scomposta pluriframmentata orbito mascellare. I carabinieri hanno chiuso l'indagine che il 16 agosto aveva già portato all'arresto di altri 3 responsabili e questa mattina hanno eseguito anche l'ordinanza di collocamento in comunità per un 18enne albanese all'epoca dei fatti minorenne, riconosciuto come uno dei principali responsabili delle gravi lesioni, in particolare causate al friulano ora residente a Desenzano del Garda. La squadra mobile di Trieste e quella di Frontiera hanno arrestato 2 passeur, un cittadino kosovaro di 30 anni e un cittadino polacco di 43. Il primo stava trasportando 4 cittadini turchi senza requisiti per l'ingresso in Italia, mentre il secondo aveva appena scaricato 23 cittadini del Bangladesh e del Pakistan che aveva trasportato in Friuli Venezia Giulia in un furgone nella zona di Muggia. 5 migranti di età compresa tra i 25 e i 33 anni, cittadini pakistani, sono stati rintracciati ieri sera dai carabinieri di Udine in stazione ferroviaria. Erano appena scesi da un treno sulla tratta Trieste-Roma in buone condizioni di salute, senza documenti, sono stati accompagnati all'ex caserma Camarzerani, avviati a triage e quarantena fiduciaria. I pompieri pordenonesi sono ancora al lavoro per la verifica dei danni e dei lavori da eseguire dopo la violenta ondata di maltempo di lunedì sera. In aiuto da ieri sono arrivati anche i droni dei Vigili del Fuoco del Veneto. Sono più di 300 gli interventi riconducibili alla forte ondata di maltempo che i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone hanno eseguito dalla serata del 16 agosto scorso a questa mattina del 20 agosto per tetti divelti, danneggiati e in particolare ad Azzano Decimo e a Fiume Veneto anche per alberi caduti. Oltre ai rinforzi di uomini e mezzi che martedì mattina sono arrivati a Pordenone da Bologna, Cremona, Forlì Cesena, Reggio Emilia, Torino, Trieste e Udine, ieri sono arrivati anche a supporto 2 operatori del nucleo del sistema aeromobili a pilotaggio remoto della direzione Vigili del Fuoco del Veneto, che con i loro droni hanno aiutato i pompieri pordenonesi per la verifica dei danni e dei lavori da eseguire sui tetti danneggiati dalla tromba d'aria di lunedì sera. Restano ancora da risolvere problematiche per oltre 70 interventi. 2 45enni residenti nel Goriziano sono stati salvati ieri dagli operatori delle moto d'acqua della Polizia di Stato a Punta Sdobba. Erano a bordo di una pilotina di 5 metri. Uno dei 2 si è tuffato in acqua ed è stato trascinato via dalla corrente. L'amico si è tuffato a sua volta per aiutarlo, ma è stato trascinato anche lui dall'acqua. Raggiunti e tratti in salvo dai poliziotti, sono stati fatti salire sul natante e da lì hanno preso la via degli ormeggi illesi. 2 udinesi di 47 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver tentato di rubare un'auto. I 2 avevano già asportato le plastiche sotto il cruscotto e armeggiando con dei cavi cercavano di mettere in moto il veicolo parcheggiato dal proprietario la sera precedente.
3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che è accaduto questa mattina lungo la Napoleonica, Castions di Strada, all'incrocio per Morsano. 2 le vetture coinvolte in un violento impatto. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, i carabinieri di Latisana e i vigili del fuoco di Cervignano. Andiamo a Lignano perché a 40 anni dall'ultimo intervento Terrazza Mare sarà riqualificata ed ampliata. L'intervento da 8 milioni di euro dovrebbe partire entro il 2023. Riqualificare Terrazza Mare a Lignano per restituirle il ruolo di luogo identitario della città balneare e dell'intera riviera friulana e farla divenire un punto di attrazione turistica per tutte le stagioni, magari anche con la realizzazione di una piscina. È l'obiettivo dell'intervento proposto dall'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, per il quale la Giunta regionale ha approvato l'accordo di programma che verrà sottoscritto nei prossimi giorni tra l'amministrazione e il comune di Lignano Sabbiadoro. L'intento è quello di avviare il cantiere entro il 2023. Realizzata nel 1972 su progetto dell'architetto Aldo Bernardis in sostituzione della precedente in legno costruita nel 1924, a sua volta sorta nel luogo dove dai primi del Novecento c'era lo stabilimento balneare dei Bagni di Lignano, a 40 anni dall'ultima modifica sostanziale apportata, il manufatto sarà ora sottoposto ad un intervento di conservazione e sviluppo del complesso, con la realizzazione di nuovi spazi scoperti sui quali sarà possibile proporre la realizzazione di una piscina e di aree destinate ad ospitare eventi espositivi temporanei. L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato dalla Regione per favorire la ripartenza del turismo nel Friuli Venezia Giulia. I lavori saranno realizzati grazie al finanziamento di 8 milioni di euro previsto dalla Giunta regionale nella legge di stabilità. Il bando di gara per l'individuazione del gruppo di progettazione che dovrà dare un nuovo volto alla Terrazza Mare sarà pubblicato entro settembre. L'offerta pubblica di acquisto volontario lanciato da Crédit Agricole Italia sul 17,2% delle azioni di Friuladria detenute dai quasi 15.000 azionisti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto a 2 settimane dall'avvio registra una adesione pari al 42% delle azioni detenute dai soci della banca. Dal 9 agosto, fa sapere la stessa, sono state 1.747.442 le azioni portate in adesione. Sarà possibile aderire all'offerta fino al 10 settembre autonomamente attraverso l'home banking oppure rivolgendosi al proprio gestore in filiale. L'offerta prevede un corrispettivo complessivo fino a 40 euro per azione, di cui 35 in pagamento il 15 settembre e altri 5 euro dopo 3 anni se il socio avrà conservato lo status di cliente attivo. La Regione coprirà tutte le 5.459 richieste di abbattimento delle rette per i servizi educativi della prima infanzia pervenute per l'anno educativo 2021-2022, finanziandole con fondi propri e del Fondo Sociale Europeo. Sono arrivate quasi 800 richieste in più rispetto all'anno scorso. Le risorse totali impegnate salgono a 23 milioni di euro contro i 19 precedenti. Lo ha reso noto oggi l'assessore regionale alla famiglia a seguito delle riunioni della Giunta in cui sono stati approvati gli importi mensili per nidi e servizi assimilabili da un lato e a centri bambini e genitori e spazi gioco e servizi assimilabili dall'altro, di cui sono beneficiari in Friuli Venezia Giulia i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 50.000 euro. 7 opere sonore da vivere e ascoltare in altrettanti luoghi rappresentativi di Udine. È il suono in mostra, rassegna di Sound Art che è stata presentata oggi e prenderà il via il 27 agosto. Prenderà il via venerdì 27 agosto per proseguire fino a domenica 5 settembre a Udine la 6ª edizione della rassegna internazionale di arte sonora Il Suono in Mostra. E ogni anno cerchiamo di trovare dei nuovi rapporti tra dei nuovi spazi che sono dei salotti d'eccellenza della città o del circondario e di vestiboli di suono con installazioni realizzate da artisti internazionali. Di nuovo rispetto agli altri anni c'è un'installazione nel campanile del Duomo dedicata ai 700 anni di Dante
importante, che ci sembrava la collocazione perfetta, perché a parte che è un edificio monumentale, mozzafiato, è molto difficile da raggiungere, purtroppo non è per tutti, mi dispiace, ma vale la pena la fatica della salita, diciamo. Un'altra installazione originale rispetto, una novità, insomma, ma sono tutte novità perché ogni anno il cartellone prevede artisti nuovi e luoghi nuovi o rivisitati in maniera differente, ma interessante è la piscina comunale con un'installazione subacquea, per cui per ascoltare questi racconti, queste narrazioni a tema marino dei grandi della letteratura marinara, da Hemingway a Jules Verne, bisogna proprio andare sotto acqua con le orecchie. Come reagisce la città a questa proposta singolare e alternativa? No, reagisce molto bene, devo dire, oltre al pubblico, ma anche la città stessa. Ci dà degli stimoli nuovi, insomma, ogni volta troviamo degli spazi, siamo ricchissimi di luoghi e di piccoli gioielli, diciamo, o architettonici o naturali. C'è anche un'installazione, per esempio, su un cedro monumentale quest'anno, per cui non è sempre un'architettura al chiuso, un'architettura di quelle nel senso classico, magari sono elementi dell'arredo urbano oppure del patrimonio cittadino. Si è chiusa con 10 concerti all'attivo l'edizione 2021 di Borghi Swing a Marano. Estratto dai concerti con i quali a Marano Lagunare si è conclusa la 4ª edizione di Borghi Swing, kermesse realizzata malgrado le incertezze dovute alla pandemia dall'Associazione Culturale Euritmica con patrocinio e sostegno del Comune di Marano, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. In attesa del Festival Udine Jazz organizzato sempre da Euritmica, è stata Piazza Vittorio Emanuele della località lagunare a fare da scenario alla serata clou nel cuore dell'estate, aperta con il concerto 8/4 del trio Rudy Fantin al piano e tastiere, Mauro Costantini all'organo Hammond ed Uti Gandhi alla batteria. È poi toccato al numero 1 dei nostri cantanti jazz concludere i 6 concerti di Borghi Swing 2021. Gegete Lesforo, ambasciatore dell'Unicef per l'infanzia, conduttore di brillanti trasmissioni televisive, ricercatore e divulgatore musicale, vincitore del Jazz It Award per 10 anni consecutivi, dal 2010 al 2019 come migliore voce maschile, arrivato a Marano con il suo Impossibile Tour 2021 in quartetto, con Domenico Sanna al pianoforte e tastiere, Michele Santoleri alla batteria, con special guest Dario Deida al basso. Dopo lo stop causa Covid riparte il rally Alpi Orientali questo fine settimana tra Cividale e le valli del Natisone con 165 equipaggi al via in arrivo da tutta Europa. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, spazio anche alla vigilia dell'esordio in questa Serie B per il Pordenone, domani impegnato contro il Perugia, e poi del raduno dell'UEB Gesteco Cividale che è pronta quindi per la prossima stagione con tante ambizioni. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata a tutti voi.